Buona la prima per la Nuorese che sabato ha superato in amichevole la Bittese, una gara terminata col punteggio di 5-1 e che ha mostrato una squadra in crescita che sta cercando di mettere in pratica i dettami tattici del tecnico Bernardo Mereu. Un risultato rotondo firmato dai gol di Sanna, autore di una doppietta, Bonu Nieddu ed Emanuele Alessandri. Di Muledu la rete dei padroni di casa. Tra i protagonisti della prossima stagione agonistica sicuramente ci sarà il centrocampista Stanislao Leppore. Stanislao Leppore, seconda stagione qua a Nuoro, si inizia con una nuova avventura, con obiettivi importanti. Nuovo staff tecnico, nuovi compagni, quali le prime impressioni? Allora, diciamo che ci conosciamo adesso da poco, abbiamo iniziato domenica, però diciamo che la squadra mi ha fatto subito un'ottima impressione. Stiamo già pian piano, come ci chiede il mister, di creare un ottimo gruppo e è quello che stiamo cercando di fare. I ragazzi sono tutti dei ragazzi in gamba, piano piano ci conosceremo meglio e vedremo di andare avanti con il proseguo del campionato. È rimasto un importante nucleo della squadra che ha stravinto il campionato l'anno scorso, quest'anno è un nuovo campionato con squadre agguerrite, insomma gli obiettivi sono importanti. Sì, diciamo che la società costruendo questa squadra penso che abbia un obiettivo ben preciso, non ci vogliamo nascondere, giustamente ci sono altre squadre come l'anno scorso agguerrite contro di noi perché giustamente la Nuorese porta sempre questo nome, quindi tutte le squadre verranno a Nuoro per batterci, però noi cercheremo di fare il nostro campionato cercando tutta la settimana di portare a termine il nostro lavoro e dare il massimo. L'anno scorso tu sei stato uno dei punti di riferimento di questa squadra, quali gli obiettivi personali? Allora, spero anche quest'anno, sinceramente, come l'anno scorso, di cercare di fare più presenze possibile, però prima di tutto penso al gruppo, come ci ha chiesto anche il mister, penso alla squadra, poi quello che verrà io cercherò di impegnarmi come l'anno scorso, ogni allenamento, per qualsiasi cosa, io sono sempre a disposizione. Quindi il nostro obiettivo è andiamo tutti quanti dritto verso un obiettivo, non ho un obiettivo personale ma un obiettivo di squadra.